Secondo uno studio che è uscito pochi mesi fa, che ha cambiato, secondo me, la storia della riabilitazione fisica dei dolori persistenti in Italia e nel mondo, secondo questo studio l'88% dei dolori persistenti al collo e alla schiena sono di natura nociplastica, ovvero dati da un sistema nervoso ipersensibile. Questo studio veramente cambia le carte in tavola di molte persone, che oggi stanno soffrendo da dolori cronici e non sanno ancora il motivo. Prima di tutto perché le diagnosi che sono state fatte a loro sono errate o non esatte, e in questo studio capiamo veramente quant'è la grandezza di questi problemi nociplastici, ovvero appunto psicosomatici, in altro modo, anche chiamati dolori primari. In questo video ti voglio spiegare cos'è che ci dice questo studio, come si comporta, perché la maggior parte delle persone non ne parla e non te ne hanno mai parlato, quindi voglio che prendi un 20-30 minuti oggi per guardarti questo studio. Non te lo devi leggere in inglese perché te lo spiegherò io. Lo aspettavo da moltissimo tempo e eccoci qua. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, dottore in fisioterapia, mi occupo di aiutare persone che soffrono da dolori persistenti cronici a ritornare a stare bene. Lo faccio attraverso un approccio multidisciplinare prettamente psicologico, interamente online. Perché online? Perché il cervello può essere riprogrammato a distanza e non servono le mani di un terapista per ritornare a stare bene. L'importante è capire queste informazioni e mettere in pratica varie tecniche che da diversi anni oramai hanno dato una grande evidenza di efficacia. Questo studio in particolare, stiamo parlando di 222 pazienti con dolore alla schiena e al collo. Questo è uno studio che metterò in descrizione, che tutti possono vedere, così che tu possa farti anche un'idea, non solo a quello che ti dico io, ma con vedere su carta quello che ti sto spiegando. Il dolore sono dolori cronici alla schiena e al collo, dove l'85% circa erano alla schiena. Okay? Questi sono 222 pazienti, hanno in base alle nuove visite, alle nuove diagnosi che il dottor Schubiner in particolare, che era un ex allievo del dottor Sarno in America, stanno creando un nuovo modo di fare diagnosi di questi dolori nociplastici, perché fino ad oggi non sapevamo bene come capire se un problema era nociplastico oppure no, ovvero psicosomatico. Ci sono vari termini per descrivere questi dolori, psicosomatici, psicosoma, oppure chiamati anche nociplastici o neuroplastici, oppure primari, ovvero che sono dati principalmente dal sistema nervoso centrale, primario oppure secondario. Non facciamo confusione qui, perché ci ho messo veramente molto tempo prima di capire queste cose. Tu non sei molto probabilmente un medico o un fisiatra qui davanti a guardare questo video. Spero che se tu lo sei, insomma, capirai anche qualcosa di nuovo anche tu. Ma sei un paziente, sei un cliente con dolori cronici alla schiena e al collo. Quello che ti interessa capire in questo video è quanta percentuale hai tu per ritornare a stare bene, e la percentuale è in base appunto a se il tuo problema è psicosomatico nociplastico primario, che è la stessa cosa, oppure secondario, ovvero dato da una problematica fisica. La maggior parte, ti porto subito nei risultati di questo studio, perché ti voglio prima far capire cosa c'era dentro studio, quanti pazienti hanno visto, hanno fatto delle diagnosi molto particolari che spiegherò nella seconda parte di questo video. Nella prima parte però ti voglio far capire le statistiche, perché sono incredibili, sono qualcosa che veramente, almeno per me terapista che mi occupo di queste cose, mi dà molta fiducia di quello che stiamo facendo.
le tecniche riabilitative che stiamo utilizzando e anche diagnostiche. Quindi 222 pazienti, il 74% erano donne e il 26% uomini. Ok? Notiamo che la maggior parte delle persone che soffrono di dolori cronici sono in percentuale donne. In questo caso siamo un 70-30, ok? 70-30, ed è così. Il motivo non lo si sa, nel senso che si possono fare un po' di speculazioni sul perché le donne hanno più problemi degli uomini. Secondo me la mia idea è che le donne reprimono molto più emozioni, anche se in realtà si pensa che le esprimano di più. Queste sono speculazioni semplicemente, questi sono dati di fatto. Quindi in questo studio 222 pazienti erano con dolore alla schiena e il collo, quindi maggior parte schiena. Questa era la percentuale. Guardate questo, il 91% di queste persone aveva delle ernie. Di questi 222 pazienti, l'83,7% artriti e il 48% di queste persone avevano degenerazioni ai dischi, DEG ai dischi. Artrosi o artriti potrebbero essere anche considerate degenerazioni ai dischi, però guardate quant'è la percentuale di ernie, il 91%, e tu dirai: certo, hanno male alla schiena o al collo, queste ernie potrebbero essere attribuite a questi dolori. La cosa incredibile è che in base alle loro diagnosi, di persone che sono medici che sono in questo campo da decenni, hanno trovato che l'88% di queste persone, di queste 222 persone, soffriva di dolori psicosomatici, nociplastici o primari, che è la stessa cosa, l'88%. L'88%, vogliamo dire che quasi il 90%, cioè 9 persone su 10 di queste 222 persone soffriva di dolori psicosomatici. È incredibile. Il 5% soffriva di dolori secondari, ovvero che potevano essere neuropatici, oppure nocicettivi. Ora, queste parole sono sicuro che ti metteranno un po' in confusione. Neuropatici vuol dire che il sistema, in questo caso secondari, vuol dire che sono secondari a qualcos'altro, ovvero non è il sistema nervoso centrale la radice del problema, ma il sistema nervoso periferico, ovvero la parte che sta via dal nostro cervello, via dal nostro midollo spinale. Cosa è successo? Che nelle neuropatie ci sono dei problemi appunto neuropatici dove i nervi sono stati danneggiati, quindi i segnali dei nervi non fluiscono come dovrebbe, e questo succede anche nel nocicettivo. Il nocicettivo o il neuropatico, possiamo pensare a diabeti, possiamo pensare a problematiche di tumori, problematiche di appunto incidenti stradali dove ci sono state delle amputazioni, oppure appunto a seguito di tumori ci sono state delle chirurgie da fare e quindi hanno danneggiato dei nervi proprio fisicamente. La maggior parte delle persone che oggi soffre in Italia di dolori cronici vengono portati in questa percentuale, neuropatia, senza pensare che in realtà, in base a questi ultimi studi che abbiamo, l'88% in realtà non è in neuropatia, ma è in psicosomatico nociplastico primario, che è la stessa cosa. Parliamo di dolori dove il sistema nervoso, il cervello, è perfettamente funzionante, ma è andato in ipersensibilità. Tu pensa, con questo studio che ti sto facendo vedere, che è del 2024, quindi molto molto recente, cosa abbiamo trovato. Ora, questo non è l'unico studio, perché questo io lo vedo nella mia pratica. Io vedo la maggior parte delle persone che arriva a me hanno delle diagnosi di neuropatie
dove in realtà nelle diagnosi non si nota che hanno una problematica fisica evidente, si presuppone che una problematica fisica evidente, ovvero i segnali dei nervi non arrivano come dovrebbero. E invece qua ci capiamo che, cavolo, 9 persone su 10 non ha una problematica fisica. Ora, sono sicuro che tu dirai, ma io come faccio a saperlo, come faccio a saperlo io se sono di qua o sono di là? Ecco che lì arriviamo alla seconda parte di questo video. Sono sicuro che se sei un fisiatra, un medico, un terapista, questa parte sia molto più interessante, ma se sei un paziente, un cliente, una persona che soffre di dolori cronici, magari ti verrà un pelino più difficile seguirla, però è importante che tu sai queste cose, perché se non te le dice nessuno, tu vai domani a farti una visita dal fisiatra, ti dice una cosa, tu ci credi e vai a fare delle terapie manuali che in realtà non vanno ad andare ad agire sulla radice del problema, che è appunto il sistema nervoso centrale. Ora, questo team di medici che ha fatto questo studio incredibile, dove l'88% era psicosomatico, ok? Perché questo te lo devi sempre ricordare. Cosa è successo? Ha dato degli step, ha scritto in questo studio degli step necessari per capire dove ti trovi nelle due soluzioni, nei due problemi, primario sistema nervoso centrale oppure problematica nella parte del corpo puramente, no? Oppure mixata, perché può essere anche questo. Ma te l'ho detto appunto nella parte, non so se mi sono ricordato di dirtelo, l'88% era psicosomatico, il resto era nocicettivo, ovvero dato da una problematica fisica pura, ok? Oppure questo è il 5% fisica, psico, e il restante 6.8 era mixata, ok? Mixata tra una o l'altra. Questo non vuol dire che se sei in questa condizione tu non possa guarire, ma la maggior parte delle persone si trova nell'88%, perché guarda caso appunto queste cose lo dicono la statistica di questo studio. Ora, ho preso degli appunti perché non voglio dimenticarmi niente e secondo me queste sono cose vitali. E questi sono due step in particolare che questi medici hanno eseguito per arrivare a queste diagnosi. Devi sapere come ci sono arrivati, perché non è difficile, ma capirlo ti fa capire se le tue diagnosi precedenti sono state esatte oppure sei un po' nel bilico, ok? Quindi lo step 1 lo chiamano di esclusione di problematiche fisiche. E cosa intendo per questo? Ovviamente si fa una visita da un neurochirurgo, oppure da un neurologo, oppure da un fisiatra. A quel punto si guarda la storia medica, la tua storia medica, si fa un'esaminazione anche corporea, dove ti fanno vedere se ci sono dei riflessi piuttosto che la mancanza di forze in particolari arti, per capire se veramente ci sono delle problematiche fisiche. Questa è quindi una visita fisica, ok? E più c'è l'esaminazione della risonanza magnetica o di altre diagnosi, diciamo, foto del corpo, chiamiamole così.
risonanza magnetica piuttosto che altre esaminazioni, ok? Potrebbero essere sia al cervello oppure su tutto il corpo. A questo punto, in base a questa visita fisica che guardano appunto i riflessi, guardano se c'è mancanza di forze in particolari muscoli, perché se tu hai un'ernia molto grande sulla parte cervicale che va a comprimere un midollo, potrebbero esserci, anzi molto evidentemente ci sono dei problemi muscolari relativi a particolari muscoli e a quindi non solo la forza, ma anche la sensibilità di particolari parti del tuo braccio o delle gambe. E questo quindi bisogna vederlo. A questo punto, qua nello studio c'era scritto appunto di evitare interpretazioni dove scoliosi e contratture sono presenti, perché queste contratture e scoliosi sono presenti anche nella maggior parte delle persone che soffrono di dolori psicosomatici o comunque anche di persone che non hanno assolutamente nessun dolore. Quindi bisogna identificare a questo punto, in base a queste esaminazioni delle risonanze magnetiche, e qui è importante dire, le risonanze magnetiche in ambito medico non sono fatte per capire veramente perché tu hai dolore, ma principalmente per escludere problematiche gravi come tumori oppure magari grosse ernie che danno dei sintomi particolari in particolari parti del corpo. Grosse ernie. Quindi queste sono la motivazione delle risonanze magnetiche. Poi bisogna evitare interpretazioni quindi di ritrovamenti di ernie anche abbastanza piccole o di artrosi, stenosi spinale o spondilosi. Quindi ci sono dei ritrovamenti, vuoi o non vuoi, di problematiche, di rughe del corpo, io dico sempre, sono rughe del corpo, che in realtà non vanno a identificarsi come la radice del problema, sono lì, magari erano lì prima e magari saranno lì, anzi saranno sicuramente lì dopo la terapia. E bisogna capire anche la terapia adesso poi che andiamo a fare su queste problematiche psicosomatiche. Quindi questa è la prima parte di esclusione di una problematica fisica. Poi c'è tutta la parte, lo step 2, questo lo stesso medico che potrebbe essere un fisiatra o un neurologo dovrebbe saperlo, ok? Dovrebbe saperlo, ma siccome la maggior parte non ha tempo di aggiornarsi a questi nuovi studi, ecco i risultati che abbiamo catastrofici nella nostra medicina convenzionale. Quindi lo step 2 è quello di includere, a questo punto, includere queste caratteristiche che ti dico. Quindi abbiamo capito che non stai morendo, che non sei in fin di vita, che non è un problema fisico, ma non è che dobbiamo fermarci là, perché uno dice ok, non trovo niente, e questo la maggior parte dei neurologi, dei fisiatri lo riesce a vedere, non è nulla di nuovo, a meno che non pensano che un'ernia piccolissima, un'artrosi piccolissima o di poco grado sia la radice del problema, allora gli dicono non trovo niente, non sappiamo cosa fare la maggior parte delle volte. Vada dallo psicologo, vada a farsi delle terapie di altro tipo, ma senza sapere in realtà se veramente stiamo guardando una problematica psicosomatica oppure no, perché se lo è noi sappiamo perfettamente qual è il percorso da fare. Quindi l'inclusione, come facciamo a capire se ti ritrovi in questa situazione qua dell'88% o no? La revisione della storia terapeutica, ok? Revisione della storia terapeutica. Cosa vuol dire? Che avrai fatto dei trattamenti fisici, ad esempio fisioterapia, ok? Quindi trattamenti fisici. E qui ci metto un punto interrogativa. Ci sono stati? Sì, quali sono stati? Fisioterapia, chiropracta, osteopata, ma questi, osteopata, iniezioni, ma questi non hanno dato risultato. No, ho risultato.
Questo è un grande indizio, perché sappiamo che non dobbiamo rifare questa cosa per ritornare a stare bene, cioè non dobbiamo andare da un altro fisioterapista, non dobbiamo andare da un altro osteopata, perché le tecniche, per quanto siano ovviamente tecniche che ogni persona può agire e fare in modo diverso su un paziente, sono sempre quelle, no? Immagino che tu abbia già cambiato fisioterapista o osteopata, o abbia fatto diverse iniezioni, non una. Quindi questa è un'inclusione per dirci: ok, ci sono stati dei trattamenti fisici che non hanno dato risultato, bene, allora a questo punto vediamo se ci sono stati dei risultati sui trattamenti che chiamiamo placebo, ovvero agopuntura piuttosto che Reiki, comunque tutti quei qua ho scritto integratori. Questi placebo, questi trattamenti placebo potrebbero avere dato dei risultati. Se sì, ci dà un indizio che appunto il sistema nervoso centrale sta rispondendo, ed è lì la radice, quindi ci porta verso questa diagnosi, no? Del psicosomatico. Ma non ci fermiamo qua, non è che stiamo facendo una cosa tanto per indovinare, no, nello step 2 c'è quella di visionare attraverso un particolare strumento, un questionario, se il tuo sistema nervoso centrale ipersensibile. Ora scusami per la mia calligrafia, perché sto andando un po' veloce. Quindi qua c'è un test, ci sono dei questionari dove capiamo se la tua sistema nervoso centrale è ipersensibile. Quali sono le principali domande? Ti chiedono domande riguardo al sonno, se stai dormendo bene, quindi di insonnia, piuttosto che se soffri di varie patologie, non solo magari al collo, ma soffri anche di dolori allo stomaco o magari di ansia, quindi un po' un mix di vari sintomi. Quindi sono, diciamo, dei questionari relativi al capire, in base a queste domande, se il sistema nervoso centrale, il cervello, è andato in ipersensibilità. Se queste domande vanno verso appunto di nuovo la questione psicosomatica, allora abbiamo degli indizi in più. E l'ultima parte, nello step 2, sono i criteri FIT. Ho fatto un intero video su questi criteri FIT, F-I-T, dove il primo sta per funzionale. Funzionale vuol dire che sono dolori che aumentano in base a certi movimenti funzionali e in base magari a dove non abbiamo trovato nessuna cosa, diciamo, nocicettiva, nessun problema corporeo, ma aumentano per esempio dopo l'attività fisica. Questo è un criterio funzionale. Questi criteri qua, FIT, sono molti, quindi ti lascio in descrizione un video dove puoi guardarti tu questi criteri e farti un'idea. I sta per inconsistente, ovvero che questi dolori che tu puoi avere sono altalenanti, ovvero la mattina sono di più, la sera di meno, oppure magari sono di meno quando vai in vacanza o di più quando vai in vacanza. Quindi capiamo che non c'è una linea che ci dice questa è una cosa organica, che è un problema organico, perché è troppo altalenante, non è sempre lì, a volte è ciclico, magari segue le mestruazioni. Questo è molto comune nelle problematiche psicosomatiche. E l'ultima, triggered, la T sta per trigger, è quella che ci dice che reagisce a questi sintomi che puoi avere di dolore o contrazione, o magari a volte anche senso di sbandamento, sono triggerati da problematiche esterne, esempio odore, esempio tempo atmosferico,
umidità, temperatura, ok? Quindi questi sono criteri che, se presi in considerazione con una serie di domande che non ti sto a dire tutte perché sennò questo video durerebbe un'ora, se queste domande sono verso, le tue risposte sono verso il dolore psicosomatico, a quel punto abbiamo una chiara visione di quello che succede. Perché ti sto facendo questo video? Perché probabilmente, molto probabilmente, se sappiamo che il 9 su 10 dei dolori cronici alla schiena o al collo sono dati da una problematica psicosomatica, quindi relativa a un sistema nervoso centrale ipersensibile, la tua terapia deve essere mirata al sistema nervoso centrale ipersensibile. Ora, cosa succede se sei in questo caso? Che le tue terapie manuali le devi eliminare, non devi farle, non servono per ritornare a stare bene. Poi se le vuoi fare, male non fanno, a volte ti deviano un po' il percorso terapeutico perché semplicemente perdi del tempo, perché se l'agopuntura e il Reiki ti dà del beneficio, per quanto io amo queste tecniche energetiche, non vanno poi a centrare il problema, che è la parte emotiva. Quindi la psicologia è la terapia psicologica, anche chiamata, quella che usiamo noi nel team, è la PRT, Pain Reprocessing Therapy, quindi una sorta di fisioterapia della mente, è quella che funziona insieme quindi alla psicoterapia, che noi usiamo dei percorsi psicoterapeutici particolari, però sono sempre mirati ai sintomi. E poi quindi c'è l'espressione delle emozioni, il journaling, la scrittura espressiva, il movimento fisico. Non puoi fermarti oggi, non far più niente perché pensi che la tua problematica sia fisica, quindi mixata, piuttosto che di neuropatia, piuttosto che problematiche gravi, che in realtà nessuno ti ha mai fatto una diagnosi di quel genere, è sempre stata un po' vaga e non sai quindi oggi cosa devi fare. È stato un video abbastanza lungo, facciamo un recap di tutto quello che ti ho detto. L'88% sono problematiche psicosomatiche, io e il mio team andiamo proprio su queste qua, sull'88%, con un approccio multidisciplinare, quindi che non guarda solo il corpo, ma guarda soprattutto la mente e come i tuoi blocchi diciamo emotivi, il tuo passato storico, traumi, paure che hanno portato quindi a un'ipersensibilità del tuo sistema nervoso, e da là iniziamo a risolvere queste problematiche. Questi sono i due step di diagnosi di un dolore che è considerato primario o psicosomatico. Se vuoi vederti e leggerti tutto questo studio, che secondo me ha cambiato già la storia della fisioterapia e della terapia riabilitativa di dolori persistenti, ti metto il link in descrizione, te lo puoi leggere, è in inglese. Ecco perché ho voluto fare questo video, perché secondo me la maggior parte delle persone non va a leggere questi studi, non ha tempo e a questo punto non si fida più di nessuno, perché ogni terapia che è stata fatta non ha mirato a una problematica psicosomatica. Uno, perché il dottore, il neurologo, il fisiatra non è formato in queste diagnosi, ma sempre più fisiatri, sempre più neurologi stanno facendo degli ulteriori studi, quindi di formazione, per eseguire queste diagnosi. Se tu sei arrivato oggi a non avere questa diagnosi chiara, l'importante, quello che ti dico, è di arrivare a farti fare il primo step da un neurologo, un fisiatra, che ti dica che effettivamente tu non hai una problematica fisica puramente, e questa parte di step 2 normalmente la facciamo noi del team, o appunto si può fare un'autovalutazione con il mio video FIT che trovi in descrizione, criteri FIT. Non parlo ulteriormente perché ti ho dato veramente tante informazioni, non ti resta solo che guardare questo mio altro video dei criteri FIT se non l'hai già visto, fai una tua valutazione e in base poi anche ad altri video che vedrai in questo canale sono sicuro che ritornerai a stare meglio. La remissione dei sintomi è un qualcosa che accadrà inevitabilmente
se soffri di dolori psicosomatici e hai capito queste cose che ti ho detto oggi. È inevitabile, quanto ci metterai lì cambia per ognuno, ma non vuol dire che devi vivere tutta la tua vita col dolore persistente se sappiamo che il dolore è psicosomatico, perché puoi ritornare a stare bene. Assolutamente il tuo dolore non è relativo a un danneggiamento del corpo, a una problematica puramente fisica. Io sono Alessio Veneziano, se vuoi lavorare con me candidati al nostro programma Neurobalance che trovi il link in descrizione. A presto e ci vediamo al prossimo video.